Un silenzio assordante. La telecamera del videomaker Andrea Rizzo, con un tocco di magia, cattura calli vuote, negozi chiusi, campielli deserti, una città apparentemente stremata, ma con un'anima. La voce di chi vi vive e vi lavora. È l'urlo di dolore di Venezia, quello che Venezia.com, da sempre una delle voci più attente in città, con Matteo Secchi e Manuel Tiffi, vuole presentare. Di fatto il lockdown totale del turismo in città già c'è. In questo momento di fatto Venezia è in lockdown economico. Palazzo Ducale è chiuso, bar e ristoranti chiusi alle 6, è impossibile fare turismo in queste condizioni qui. È un lockdown di fatto. Purtroppo Venezia, rispetto a tutte le altre città d'Italia, ha avuto un prima grande problema che è stato l'acqua alta di un anno fa. Poi abbiamo cominciato con il Covid a marzo e adesso la terza mazzata. Dobbiamo lavorare fino alle 6 e purtroppo gli incassi sono ridotti del 70-80%. La parola passa a un guru della ristorazione, Eligio Paties. Stare aperti fino alle 6 di sera non serve a niente, perché a mezzogiorno la gente lavora, non viene, non va per i ristoranti. Perlomeno che ci facessero stare aperti fino alle 10, 10 e mezza di sera, allora avrebbe un senso. Mancano le persone e non ci sono prenotazioni. Io vengo qua solo a leggere queste email di cancellazione, siamo in grandissima difficoltà. Crollo del fatturato del 70-80% ed aiuti dallo Stato molto bassi. Da stamattina sono entrate solo 3 persone. La situazione è veramente triste qua a Venezia per tutti, sia per, lo sappiamo, per il turismo, ma anche per i negozi che lavorano con i veneziani. Questo video è solo il primo capitolo di una storia firmata che Venezia.com porterà alla ribalta, ascoltando anche personaggi famosi legati alla città, semplici cittadini, ma anche tutte quelle realtà non solo legate al turismo. Questa è la situazione, l'avete vista, e si può definire abbastanza, se non molto, drammatica.